Vado? Gentili signore e signori, appassionati e appassionati di hockey pista, benvenuti al Palla Ferrarin di Breganze da Fausto Pozzan. Domenica è l'8 gennaio 2023. Parte il campionato di Serie A2, che ha avuto già il suo prologo ieri sera con degli anticipi di cui daremo poi il resoconto. Ma qui si stanno per affrontare due squadre che danno vita a veramente una sfida infinita, perché si sono già affrontate due volte nel prologo stagionale, vale a dire la Coppa Italia, con Breganze che si è imposto di misura e ha avuto accesso alla finale di Coppa Italia che si disputerà in quel di marzo. L'avversario di Breganze è il Tiene, che Breganze affronta ancora una volta a porte chiuse per i noti problemi burocratici che impediscono per ora l'accesso del pubblico alle partite casalinghe dell'Hockey Veneta Lab Breganze. Ma tant'è. Quindi il nostro commento speriamo riesca a scaldare i cuori degli appassionati di hockey pista breganzesi e tienesi, che sono collegati grazie alla piattaforma digitale Hockey Pista Fisser TV, che rende questo prezioso servizio, perché consente, in una situazione che ricorda purtroppo il lockdown che abbiamo vissuto solo un paio d'anni fa, di vedere questa partita che si disputa, ripetiamo, a porte chiuse. Partita che sarà diretta dall'arbitro Chiminazzo, coadiuvato dal signor Alberto Fabris, e che vedrà le squadre affrontarsi con il Tiene in completa divisa blu, anche se con bordi gialli, Breganze invece nella tradizionale casacca rossonera e calzoncini neri, con queste formazioni. Il Tiene con i portieri Nicola Comin con il 18 e Alberto Della Vecchia con il 10, giocatori di movimento Marco Scuccato con il 3, Pietro Luotti con il 6, Giorgio Casarotto con l'11, Andrea Poli con il 13, Filippo Bagliardin con il 16, Damiano Dalprà con il 19, Enrico Sperotto con il 20, Alessandro Conzato con il 37. Mentre per quanto riguarda la locale formazione dell'Hockey Veneta Lab Breganzi, i portieri sono Marco Zanfi con il 26 ed Elia Zen con il 13. Giocatori di movimento: Giovanni Tagliapietra il 27, Silvio Costenaro il capitano con il 2, Pietro Agostini con il 5, Stefano Dal Santo con il 53, Ramiro Torres con il 57, Andrea Dalla Valle con il 73, Tommaso Volpe con l'87, Alessandro Tognolo con il 77. È un vero e proprio derby anche in panchina, perché i tecnici sono Gabriele Tiella, che è collaboratore e allenatore delle giovanili breganzesi, come abbiamo già più volte avuto modo di dire nelle recenti telecronache, e Nestor Perea, tecnico argentino, secondo anno qui a Breganze. Siamo quasi pronti per partire. Mi ha raggiunto nel commento Renato Sergio, che fa anche da speaker. Ciao Renato. Buonasera a tutti. Si parte, contiene che schiera Nicola Comin, Giorgio Casarotto, Conzato, Poli e Luotti. Breganze con Elia Zen tra i pali, Silvio Costenaro, Volpe, Tommaso Volpe, Ramiro Torres e Pietro Agostini. Iniziata la partita, buon divertimento. Subito recupero palla per Breganze, con Ramiro Torres che si vola sulla sinistra, ma subito la conclusione murata da Conzato, all'indietro per Tommaso Volpe. Breganze che purtroppo per l'ennesima volta Renato deve fare conto di alcune importanti assenze, una in particolare è quella di Cristian Costenaro, augurissimi di pronta guarigione, un problema di salute che speriamo risolva più presto. Altrettanto vale a dire per Tommaso Battaglins, vittima di uno scontro di gioco in allenamento, e quindi tant'è. Breganze deve attingere comunque dalle proprie risorse, dal proprio settore giovanile, perché al di fuori di Alessandro Tognolo e Ramiro Torres, i giocatori che schiera Nestor Perea sono tutti provenienti dal vivaio del settore giovanile rossonero. Andiamo in cronaca con Poli in possesso, all'indietro per Conzato, la conclusione da lontano di Conzato, va a incrociare sui pattini di Luotti, contrasto agguerrito tra Torres e Luotti, alla meglio Luotti, c'è però un fischio arbitrale, sono scaduti 45 secondi, un tentativo di contropiede di ripartenza veloce con Pietro Agostini per Breganze. Viene ben controllato da Conzato, quindi lo scambio
con Volpe dietro la porta, di difesa da Nicola Comin, classe 1980, il più anziano in pista. Propone un giusto mix tra esperienza e gioventù, che sicuramente fa della formazione del presidente Marchio Retto una delle possibili protagoniste di questo campionato di Serie 2. Campionato di Serie 2 che è iniziato proprio ieri e di cui daremo conto magari nel corso del time out, ma torniamo in cronaca. Allo scadere dei 5 secondi Breganze con Pietro Agostini contrastato da Conzato, perde sfera, sarà possesso per Tiene. Giorgio Casarotto, classe 82, sulla palla per ripartire e proporre una manovra offensiva per i suoi. Breganze in pressione alta con Agostini e Volpe a contrastare Casarotto e Conzato. Si rifuggia dietro la gabbia di Comin, c'è poi un cambio in marcatura operato da Ramiro Torres, poi Silvio Costenaro e Andrea Poli a contrastare. La meglio il capitano rossonero, è stato un duello tra due classe 99. Qui c'è l'accelerazione di Tommaso Volpe che non trova la porta nel tentativo di conclusione ravvicinata, lo scambio di porta tra Silvio Costenaro e Ramiro Torres che si disimpegna da par suo, perde però palla, ripartenza veloce della formazione di Gabriele Tiella, un cattivo controllo, scivola sul terreno di gioco, probabilmente umido a causa della abbondante precipitazione odierne. Qui c'è il tentativo di alza e schiaccia di Pietro Agostini. Fasi un po' confuse, alla meglio Silvio Costenaro che mette tutti d'accordo e scarica per Ramiro Torres, in vola Torres, una grandissima giocata, il tentativo di conclusione con Nicola Comin che si era seduto ma è stato lesto ad alzare il guanto sinistro, intervento di esperienza dell'estremo difensore giallo-blu che ha negato la gioia del gol. Qui c'è poi il primo fallo di squadra, è caduto Pietro Agostini. Il signor Chiminazzo rettifica la posizione di battuta, riparte Breganze con lo scambio dietro a porta tra Silvio Costenaro e Pietro Agostini. Il tentativo di accelerare di Pietro Agostini, la conclusione murata da Casarotto, Tiene che ha una possibile ripartenza in contropiede, Poli a scambiare con Casarotto, la conclusione di Casarotto, la parata di Eliazen. Pietro Agostini, Breganze in situazione di rombo offensivo con vertice basso Ramiro Torres, ora si inverte la posizione con Tommaso Volpe a sfidare Poli. C'è il secondo fallo di squadra commesso da Tiene, vittima nella circostanza Silvio Costenaro, fair play con Luotti, l'autore dell'irregolarità sanzionata con fallo di squadra. 21-28 al termine della prima frazione di gioco, poche le conclusioni sin qui, a parte una forse di Ramiro Torres che ha seriamente impensierito Nicola Comin che dall'alto della sua esperienza gli ha negato la gioia del gol, aveva un ottimo gesto tecnico, si era esibito in un tunnel il buon Ramiro, il folletto argentino, secondo anno a Breganze per lui. Qui c'è un contrasto tra Pietro Agostini e Conzato, cade Conzato, fallo di Pietro Agostini che si accusa dell'irregolarità, chiede scuse accettate, si riparte. Poli in possesso palla, ha ricevuto il lungo sponda, si disimpegna molto bene il numero 13, contrasti continui e alla fine riparte Breganze con Pietro Agostini, lo scarico all'indietro, è scivolato ancora una volta Andrea Poli, pare accusare anche un colpo all'inguine il numero 13 che ha avuto sicuramente un ottimo inizio di stagione in questa sua nuova avventura giallo-blu. 14 le reti sin qui messe a segno da Poli. La conclusione intanto di Ramiro Torres, murata da Conzato. Tommaso Volpe perde palla, la riconquista poi, intervento caparbio del numero 87 rossonero, classe 2005. La conclusione, la parata di Nicola Comin, seconda conclusione pericolosa, poi tentativo di uscita rapida da dietro a porta di Pietro Agostini, contrastata dalla difesa del Tiene, all'indietro da Ramiro Torres che si autolancia, ma si chiude a riccio la difesa di Gabriele Tiella, molto solida comunque come atteggiamento e come posizione la squadra giallo-blu. La conclusione di prima intenzione di Silvio Costenaro, ancora una volta Nicola Comin molto attento, già 3 le conclusioni rilevanti messe a segno dalla formazione rossonera. Qui c'è un'accelerazione di Conzato con Poli che intercetta palla oltre la metà campo nel proprio del settore d'attacco tienese, lo scambio tra Luotti e Conzato. Alle viste un possibile cambio, qui si disimpegna molto bene Andrea Poli che sblocca il risultato.
la rete di Andrea Poli, un'ottima iniziativa, un tiro molto preciso, accompagnato, che non ha lasciato scampo a Elia Zen, 19:40, quindi ha avuto più conclusioni Breganze, ma a portarsi in vantaggio è la formazione ospite del Tiene con Andrea Poli. Peccato che una partita di questo genere non possa vedere l'afflusso del pubblico. Avrebbe sicuramente apprezzato questo gesto tecnico del numero 13 giallo-blu, che ha dato il cambio a Filippo Bagliardin. Breganza che cerca di replicare immediatamente, aveva avuto un ottimo inizio la formazione rossonera, ma complici le parate di Nicola Comin, Breganza è 0 nel punteggio e avanti invece il Tiene, ma la partita, come si sa, è lunga, 19-16. Qui c'è un tentativo di intercetto della difesa tienese, ma alla meglio poi la formazione di Nestro Perea con Pietro Agostini. Lo scarico all'indietro per Ramiro Torres, le finte di tiro di Ramiro Torres, la conclusione, la parata di Nicola Comin era stata deviata, la conclusione del 57 rossonero. Riparte Luotti per il Tiene, l'accelerazione di Luotti, ancora la conclusione di Luotti, la parata di Zen, a rimbalzo è arrivato Filippo Bagliardin, era una conclusione potenzialmente insidiosa, buon per Breganze che si è rivelata imprecisa. Qui c'è un tentativo, cade in area Silvio Costeraro, il signor Chiminazzo concede la massima punizione al Breganze. È caduto Silvio Costenaro in area. Va a incaricarsi della trasformazione Alessandro Toniolo, che Nestro Perea manda in pista per tentare di trasformare questa massima punizione concessa a 18:38 dal termine. C'è stato un contrasto in area, è caduto Silvio Costenaro, il signor Chivinazzo è stato inflessibile, ha indicato subito il dischetto e allora Alessandro Toniolo che colpisce il palo. Peccato, Breganze ha sprecato l'opportunità di raggiungere il pareggio, era stata ottima la conclusione, ma purtroppo per lui si è rivelata imprecisa e quindi Alessandro Toniolo non è riuscito a bagnare subito il suo ingresso in campo con la segnatura e allora si rimane sempre continui in vantaggio. L'azione insistita di Pietro Agostini, perde palla Giorgio Casarotto per il Tiene a varcare ora la metà campo, si libera di Silvio Costenaro con un dribbling in alza e schiaccia, poi riparte bravo Breganze sulla conclusione che era stata murata degli avanti tienesi. Pietro Agostini, e alle viste l'ingresso in pista anche di Andrea Dalla Valle, autore di un ottimo precampionato, il buon Andrea, numero 73. Anche Stefano, vediamo alzarsi anche Stefano Dal Santo tra i giocatori di Nestro Perea. Silvio Costenaro, Pietro Agostini, siamo nella metapista. All'indietro per Tommaso Volpe. L'accelerazione di Tommaso Volpe non trova spazio e allora si rifugia da Alessandro Toniolo. La conclusione di Toniolo, la parata di Nicola Comin, molto attento l'estremo difensore, ma lo conosciamo, è sicuramente elemento esperto e capace Nicola Comin. Ancora Tommaso Volpe a cercare di sfondare, coccia contro il muro difensivo, ma poi c'è un'interpretazione, un difetto di comunicazione tra i giocatori. La parata ancora di Nicola Comin, che è sicuramente il miglior protagonista della partita sin qui, almeno 3 o 4 interventi di assoluta qualità. Qui c'è Pietro Agostini più lesto di tutti su una palla vagante, cade Pietro Agostini, subisce il fallo da Luotti, è già il terzo fallo di squadra. 16:55 al termine di questa prima frazione che vede avanti il Tiene 1-0 in virtù della rete messa a segno da Andrea Poli, che poi è uscito, aveva avuto un problema all'inguine il buon Andrea, autore della rete che tiene in vantaggio i suoi dopo quasi 10 minuti dall'inizio di questa partita, che comunque non sta tradendo le attese. Massimo impegno da entrambe le formazioni. Breganze più volte alla conclusione, ha trovato un Nicola Comin sempre pronto e sin qui e tiene a comandare nel punteggio. Toniolo, Agostini, l'accelerazione di Agostini, lo scambio con Alessandro Toniolo, la conclusione murata del 77 rossonero. Riparte in bello stile Bagliardin, l'accelerazione di Bagliardin che tenta di andare cost to cost sul raddoppio difensivo di Breganze. C'è una nuova opportunità per i giocatori di Nestro Perea. Silvio Costenaro, il tentativo di servire davanti alla porta, la palla alta per Pietro Agostini, ancora una volta Nicola Comin attento
Giorgio Casarotto, Luotti, Filippo Bagliardin, Conzato. Breganze che cerca di alzare i ritmi, alzare la pressione difensiva per cercare di avere altre opportunità di impersierire un sì qui ottimo Nicola Comin. Qui c'è un tentativo di passaggio dietro porta, un possibile 2 contro 2 rapido per la formazione di Nestor Perea. Difende bene la propria posizione, il proprio spazio difensivo il Luotti, e non consente il tentativo di dribbling di Pietro Agostini. E allora alle viste un doppio cambio per Breganze. Entra Andrea Dalla Valle che riceve palla dietro la porta, va a subire il quarto fallo di squadra. Anche Silvio Costenaro dà il cambio a Stefano Dal Santo. Effettivamente temperatura abbastanza fredda, più che altro l'umidità che si sta facendo sentire anche in pista, perché abbiamo visto un paio di volte i giocatori scivolare, in particolare Andrea Poli, che però non ha avuto problemi a trafiggere Eliasen per la rete del vantaggio del Tiene, che sin qui decide questa partita. Andrea Dalla Valle in pista. Renato, come vedi questo inizio di match? Come me l'aspettavo, Fausto, sicuramente due squadre che si conoscono molto bene. Questa è la quinta sfida in questi pochi mesi di stagione. Due squadre che, ripeto, si conoscono molto bene, quindi c'era da aspettarsi un po' di controllo iniziale. Poi, come abbiamo visto nell'ultima partita a Tiene, grazie a Poli le ripartenze del Tiene sono molto, come dire, impetuose, quindi arrivano davanti alla porta molto velocemente, e Poli, grazie alle sue doti, insomma, riesce anche a finalizzare molto bene le ripartenze. Vediamo qui una possibile ripartenza di Breganze con Stefano Dal Santo che va alla conclusione, murata da Giorgio Casarotto. Non ci sta Stefano Dal Santo, è caduto su un contrasto con Casarotto. Si spiegano i due, non in modo gentile, diciamo così, ma ci sta. È un derby che è comunque atteso. Ha accusato il colpo Giorgio Casarotto, scambia, tenta di servire Gonzato. Ci pare sofferente il numero 11 giallo-blu. Riparte Tommaso Volpe per i suoi, perde palla. Sicuramente la pista è scivolosa, non consente un ottimo controllo sia dei pattini che del... E qui c'è un'altra bellissima girata pregevole di Giorgio Casarotto a 2 passi da Eliasen. Fortuna per Breganze che non ha trovato la porta, ma ottimo il gesto tecnico dell'attaccante giallo-blu. 14 le reti stagionali per Giorgio Casarotto, o 15 addirittura. Ci sembrava di aver visto tra le statistiche fornite dalla federazione. Dal Santo a scambiare con Dalla Valle, il tentativo di rapida uscita da dietro porta, il tiro rasoterra che però non ha fatto. E qui c'è il blu sventolato in faccia a Stefano Dal Santo, l'aggancio ai danni di Luotti, inflessibile il signor Chiminazzo. Tenta di spiegarsi, professare la sua innocenza a Stefano Dal Santo, ma tant'è. Quindi Tiene dopo il time out avrà un'ottima opportunità di trasformare e tentare di portarsi addirittura su 2-0, a discapito di una produzione offensiva che da parte della formazione rossonera, che magari è stata più marcata, ma Tiene ha avuto il merito di essere molto precisa nelle conclusioni, in particolare con quella che ha sbloccato il risultato, un tiro accompagnato dal limite dell'area imparabile di Andrea Poli, preciso, imparabile. Sì, anche come dicevo prima, nell'ultima partita di Tiene Andrea Poli ha fatto le prime due reti e quindi ha dato fiducia alla sua squadra, e sicuramente quando il Breganze riesce a fare il suo gioco, il Tiene controlla, diciamo così, un po' il gioco del Breganze, per poi trovare la via giusta per provare ad andare direttamente a tu per tu col portiere, e fin qui Ha avuto ragione la hanno formazione ospite, senz'altro. Qui con Filippo Bagliardin, figlio d'arte, il padre Luca, colonna del Tiene di fine anni 80 inizi anni 90.
a sfidare Liazen per il possibile 2-0 per la formazione ospite. Bagliardin, la rete di Bagliardin, 2-0. C'è una protesta, vediamo. E c'è anche il warning sventolato a Eliazen, quindi come si suol dire piove sul bagnato. Breganze sotto 2-0. No, il signor Chivinazzo fa ripetere. Sì, non si era ben capito cosa è Probabilmente ha interrotto nel tentativo di... Anzi no, ha concesso il rigore. Sì, ha concesso il rigore, va bene. Era gioco fermo, concesso il rigore, va bene. No, mi fa ripetere l'esecuzione. Va bene. Un po' di confusione, Sì, è stato sì. lo stesso Torres. Sì, qui veramente è un po' difficile capire le motivazioni. Comunque Bagliardin poi nel tentativo di trasformazione ha fallito. Possibili le ricriminazioni della panchina giallo-blu che comprendiamo, perché a termini di regolamento a rete assegnata. Non capiamo la motivazione per cui il signor Chiminazzo non abbia concesso il vantaggio massimo per il Tiene, cioè il gol. Veramente non lo capiamo, ma il regolamento è abbastanza è comunque complicato, Renato, per cui guarda, non tento nemmeno un'interpretazione. Il fatto sta che Breganze ha scampato il pericolo, ma è 2 minuti di inferiorità numerica, quindi tiene a 2 minuti di power play. Si riparte, Casarotto, Bagliardin, la conclusione di Bagliardin, la parata di Eliazen, recupera palla per i suoi Ramiro Torres. La pressione alta del Tiene, con Ramiro Torres in eccesso di confidenza, con due cattivi clienti come Andrea Poli e Giorgio Casarotto. Forse non era il caso, ma Ramiro Torres, come si sa, è scatenato e quando parte in palleggio a volte è irresistibile, si concede delle finezze come adesso, un pattino stecca. Poi però cattiva ricezione di Dalla Valle, allora Tiene avrà un'ulteriore opportunità. Casarotto, Poli, Casarotto, quindi Breganze a triangolo davanti al proprio estremo difensore che gli è stato sventolato il warning e poi non è stato nella ripetizione di Filippo Bagliardin. Probabilmente l'unica spiegazione che vi posso dare è che l'arbitro abbia interrotto il gioco, Renato, prima che Bagliardin segnasse. Sì, A quel punto a gioco fermo andava da sé che il tiro andasse ripetuto. L'unica spiegazione che mi posso dare è perché altrimenti è difficile non concedere un vantaggio a una squadra che aveva trasformato il proprio... Sì, perché Eliazen era già praticamente steso. Sì, è andato giù. Però probabilmente ecco, l'unica spiegazione che è plausibile è questa, che il signor Chiminazzo avesse fischiato. E allora a quel punto era giusto ordinare la ripetizione. Certo, capiamo lo sconcerto della panchina tienese, magari degli appassionati giallo-blu che sono collegati e che assistono alla partita grazie alla piattaforma digitale Ok Pista TV. L'operatore di serata è il nostro amico Marian Monteano. Riparte Breganze intanto con Silvio Costenaro e un altro rigore concesso a Breganze. È caduto in aria Silvio Costenaro. Il signor Chiminazzo, subito protagonista. Siamo a 10:51 dal termine della prima fazione di gioco. Ha già concesso due massime punizioni per Breganze e un tiro libero diretto conseguente all'espulsione temporanea di Stefano Dal Santo. Intanto la parità numerica è stata ristabilita da quasi un minuto. È entrato Giovanni Tagliapietra, classe 2006. Silvio Costenaro a sfidare un ineccepibile sin qui Nicola Comin. Sbaglia Costenaro e sbaglia ancora. Nicola Comin, assoluto protagonista e baluardo. Costenaro aveva tirato fuori. A volte ci sono giocatori che fanno apposta a tirare fuori per andare a rimbalzo, solo che qui anche nel rimbalzo non ha fatto una piega all'estremo difensore ospite. Time out alle viste chiamato da Gabriele Tiella. Tiene avanti nel punteggio, ha superato indenne 2 rigori. Breganze ha superato lo scoglio di un tiro libero diretto. Riparte ora Andrea Dalla Valle, lo scambio con Giovanni Tagliapietra, la finta di tiro di Giovanni Tagliapietra, l'indietro per Ramiro Torres,
Lo scambio con Silvio Costanaro. Breganze che dopo aver avuto un ottimo inizio sta un po' accusando il punteggio a suo sfavore e anche le numerose occasioni fallite sin qui. Tiene si sta difendendo molto bene, non ha più la brillantezza dei primi minuti la formazione rossonera. Qui c'è una conclusione tentata da Ramiro Torres nel traffico con Giovanni Tagliapietra magari che tentava la deviazione, non è stato fortunato il 27 rossonero. Lo scambio dietro la gabbia di Nicola Comin, tentativo di alza e schiaccia di un volitivo come sempre Andrea Dalla Valle. Non ha trovato la porta, il blocco di Gonzato a favorire la ripartenza di Casarotto, ma il passaggio impreciso. Andrea Pogli ringrazia comunque il compagno, riparte Breganze con Ramiro Torres che cerca di disimpegnarsi, le finte di tiro Ramiro Torres, lo scambio con Silvio Costenaro, il tiro accompagnato ancora in alza e schiaccia insistito di Silvio Costenaro. 3 a difendere la gabbia di Nicola Comin, hanno la meglio con l'esperto Giorgio Casarotto. Il raddoppio a efficacia di Giovanni Tagliapietra che però perde palla qui. In bello stile se ne va Giorgio Casarotto. All'indietro per Gonzato, l'accelerazione di Gonzato, il passaggio impreciso all'indietro, tentativa a servire Poli ma rimedia il numero 11 giallo-blu. Lo sfida in fase difensiva Capitan Costenaro, commette fallo. Fallo di squadra, il quarto commesso da Breganze. Time out, chiamato da Gabriele Tiella. I risultati di ieri, Renato? Ieri sono stati i primi tre incontri che hanno visto Correggio sfidare Roller Bassano. Correggio con un buon punteggio di 6-2 ha portato a casa la prima vittoria Sì, della stagione. tra l'altro in trasferta contenuta l'area Caneva. Esattamente, la prima vittoria è andata anche al Modena contro il Seregno per 3-2 e il Trissino ha confermato le attese vincendo 7-2. Trissino sappiamo tutti essere 7-5 mi sembra. 7-5, sì, scusate, Di quel di Novara che è una delle squadre maggiormente accreditate per il passaggio di categoria in questo girone nord della Serie 2. Assolutamente, sono Si è state giocato sfide. anche il girone sud che vede ai nastri di partenza un numero di squadre inferiore a quello del girone nord. Ricordiamo che la formula del campionato prevede che la prima classificata al termine di questa regular season accederà direttamente in A1, ci sono 2 promozioni, una per girone e quindi ogni partita mette in palio punti decisivi, tiene quindi è davanti nel punteggio, mancano 8,47, mette in pista un altro esperto, Enrico Sperotto, breganzese al dispetto della maglia indossata, ma sono anni che gioca in quegli tiene, ha vantato esperienze anche a Trissino, a Sandrigo e ovviamente a Breganze, società dove è nato e cresciuto. Riparte Breganze con Silvio Costenaro che ha conquistato palla, la conclusione di Ramiro Torres. Breganze non riesce a sviluppare azioni sufficientemente efficaci. Qui c'è ancora l'ennesima scivolata degli avanti tienesi, dei giocatori di Gabriele Tiella. Qui c'è un ottimo recupero difensivo, il rilancio per Pietro Agostini, si disimpegna il buon Pietro, lo scarico per Silvio Costenaro, la finta di tiro, tentava di servire Giovanni Tagliapietra, ma forse avrebbe fatto bene a tentare la conclusione, in realtà comunque è stata una buona giocata, peccato che Giovanni Tagliapietra non si sia avvisto della giocata del capitano rossonera, ancora a scambiare dietro porta i giocatori di Nestor Perea. Pietro Agostini sfidato da Enrico Sperotto, l'accelerazione di Pietro Agostini, varga ora la metà campo, l'accelerazione di Agostini, tentativo di alza e schiaccia, nulla da fare, riparte un cliente pericolosissimo qual è Andrea Poli che va a tentare un'inversione nel palleggio con tiro da rovescio a dritto che stava diventando veramente pericoloso, ma ha avuto buona ragione il difensore rossonero nella circostanza. Ancora Pietro Agostini tiene, si chiude a Criccio, è difficile, qui c'è la sfortuna però perché Pietro Agostini si era prodotto in un'ottima giocata, ha colpito la traversa. Breganze non deve innervosirsi, deve cercare di produrre il proprio gioco, magari alzare un po' la fase difensiva e l'intensità nel tentativo di recupero palla immediato, ma sta un po' rallentando la propria azione la formazione di Nestor Perea ed è un errore che non deve commettere. Qui Silvio ci sono 4 uomini dentro l'area praticamente. La conclusione di Ramiro Torres, la parata ancora una volta di Comin, conquista palla poi per Breganze Pietro Agostini, la perde però per l'ottimo intervento difensivo dei difensori di
di Gabriella. Qui intanto la partita si sta forse alzando nei ritmi, ripetuti capovolgimenti di fronte, però Breganze preferisce pensarci su, e allora rombo offensivo con Agostini in possesso alla parte destra del settore d'attacco rossonero. La conclusione di Pietro Agostini, ancora una volta la parata di Nicola Comin, molto attento l'estremo difensore ospite. Sì, Tiene sta difendendo molto bene, Breganze proprio in questo frangente deve cercare di mantenere altissimo il ritmo della partita per provare ad arrivare al pareggio. Sì, sì. Ottima analisi, ancora Ramiro Torres trova un muro davanti a sé e allora non si passa. Qui ancora una fasi confuse, Silvio Costanaro cade in area, non ravvisa l'irregolarità nella circostanza il signor Chiminazzo, che ha già concesso due massime punizioni al Breganze non trasformate. Tiene avuto un tiro libero diretto. Ottima la riconquista di Ramiro Torres. La conclusione di prima intenzione bella di Giovanni Tagliapietra, ma trova pronto a dirgli di no Nicola Comin. Enrico Sperotto, la finta di Enrico Sperotto, lo scarico all'indietro per Filippo Bagliardin, lo scambio con Gonzato. La conclusione di Gonzato bella, non trova la porta dall'altra parte. Ramiro Torres, azione insistita, lo contrasta con efficacia Filippo Bagliardin. Pietro Agostini dietro la gabbia dell'estremo difensore ospite. 4 difensori del Tiene dentro la propria area. Giustamente Tiene a protezione della propria area. Cade in area Ramiro Torres, che aveva tentato un alza e schiaccia. La conclusione, la finta di tiro di Sperotto, la cattiva ricezione di Poli, se ne rammarica il capitano gialloblu, che è Enrico Sperotto. Era un'ottima opportunità, gestita anche bene. Peccato per la ricezione di Andrea Poli. Andrea Poli che riceve. È entrato Luotti. Tiene con Gonzato, Luotti, Poli e Sperotto. Breganze con Torres, Tagliapietra, Agostini, Costenaro, tra i pali Eliazen. Con questa palla per i suoi Giovanni Tagliapietra. Siamo ormai agli ultimi 5 minuti della prima frazione di gioco. Breganze ancora a quota 0 alla voce reti segnate e avanti Tiene di 1. Gonzato, la conclusione di Gonzato, la doppia parata di Eliazen. Bravissimo Elia. Sì, bravissimo. Breganze non è stato attento nella potenziale ripartenza. Qui si accende il match con Sperotto che va a subire fallo da Agostini e ci sembra il quinto fallo commesso da Breganze. È la partita che ci si attendeva sicuramente. Sono squadre, la differenza tra queste due squadre la fanno gli episodi, la fa magari il pizzico di precisione, il pizzico di cattiveria in più nel momento topico del match. Fin qui Tiene ha dimostrato di possederla, soprattutto mi permetto alla voce estremo difensore, perché Nicola Comin è stato sicuro protagonista sin qui nel mantenere la propria rete inviolata a 4,09. È stato bravissimo anche Eliazen, ha avuto meno conclusioni, un paio però sicuramente di parate importanti. E poi la situazione strana del tiro libero diretto, con Eliazen che si è visto sventolare il warning, ma nel frattempo Tiene aveva segnato e il signor Chiminazzo probabilmente aveva fischiato, e quindi a rigor di regolamento l'azione era interrotta e bisognava ripetere l'esecuzione del tiro libero diretto, anche se posso capire magari il rammarico della formazione ospite. Si riparte comunque con Gonzato e Sperotto sulla sfera per la formazione ospite. 5 i falli di squadra sin qui commessi da Breganze, 4 quelli commessi dal Tiene. Breganze che manda in campo Andrea Dalla Valle. Qui c'è un cattivo passaggio ed è una cattiva scelta, ne stava approfittando Andrea Poli. Hanno rimediato prontamente però i giocatori di Nestro Perea, con Stefano Dal Santo e Andrea Dalla Valle che sono entrati in pista. Sono usciti Pietro Agostini e Giovanni Tagliapietra, il doppio blocco portato dalla formazione di Nestro Perea, ma magari a tentare una conclusione da lontano che Stefano Dal Santo non si è sentito di fare. Qui la conclusione di Silvio Costenaro. Ancora una volta un attento Nicola Comin mette tutti d'accordo. Ramiro Torres tenta di girarsi dietro la porta, ovviamente lo conosce Gonzato e lo contrasta efficacemente. Tenta l'alza e schiaccia, murato anche questo.
c'è bisogno di spazio, bisogna fare girare palla più velocemente, provare magari con qualche schema. Chiama quindi, sembra che stia chiamando proprio questo. Qui la conclusione, la parata ancora di Comin sul tiro da lontano di Ramiro Torres, il contrasto con Conzato, però siamo con Andrea Poli che riceve da Luotti, passaggio leggermente impreciso, quindi non ne ha approfittato Andrea Poli, la conclusione di Poli, attento Eliazin, siamo dall'altra parte con Ramiro Torres, la palla ha colpito la parte posteriore della pista, dal tavola dietro la porta di Nicola Comin, si è fermato dietro la gabbia. Termini di regolamento, bisogna interrompere il gioco e assegnare un ingaggio a 2 e così ha fatto il signor Chiminazzo, che comunque ha tenuto in pugno il match con la giusta autorevolezza. Torres, 2 minuti e 20. Breganze non deve farsi prendere dall'ansia, deve continuare a proporre le proprie trame offensive. Qui c'è un'azione insistita di Stefano Dal Santo, fallo di pattino fischiato a Capitan Sperotto, e allora Breganze avrà ancora un possesso a 2 minuti e 14, 21 secondi per terminare l'azione offensiva con un tiro. Il signor Chiminazzo assegna il possesso al Tiene. Breganze ha battuto palla in movimento e quindi sanzione tecnica, possesso alla formazione ospite. Tutto bene per i giocatori di Gabriele Tiella. Qui c'è una fase un po' confusa, mette tutti d'accordo nel possesso Silvio Costenaro, riparte Ramiro Torres per Breganze, azione insistita di Ramiro Torres, ma si è chiusa a riccio ancora una volta la formazione di qui, un ottimo spunto di Andrea Dalla Valle, fazione confusa, il tentativo di Torres di servire davanti alla porta Andrea Dalla Valle, peccato, era un'ottima iniziativa questa. Ancora un lancio lungo per Silvio Costenaro, Andrea Dalla Valle, la conclusione, Conzato, bravissimo in fase difensiva. Dall'altra parte Poli, il match si accende a 1 minuto e 32, fallo di squadra, il sesto commesso da Breganze, con Ramiro Torres che se ne rammarica, con il signor Chiminazzo che naturalmente gli sventolerà il warning perché non tollera proteste. E va bene. Gabriele Tiella che dice ai suoi giocatori di tenere palla anziché cercare le conclusioni, cercando di capitalizzare il punteggio che arride la formazione ospite. Hanno eseguito i giocatori giallo-blu perché stanno ottenendo palla, hanno altri 30 secondi per tenere sfera a 1 minuto e 16 dalla fine del primo tempo, è una buona scelta. Qui c'è invece la riconquista del Breganze con Stefano Dal Santo che ha il torto di perdere palla subito, e allora Luotti con Sperotto, la conclusione di Sperotto, non trova la porta, fortuna per Breganze, riparte però Andrea Dalla Valle, vediamo la conclusione di Andrea Dalla Valle, e ancora una volta un ottimo Nicola Comin, signori, il fattore che sta decidendo questa partita. A 50 secondi dal termine della prima frazione di gioco c'è tutta la ripresa da giocare, ma sicuramente Tiene protagonista qui al Palla Ferrarin, un Palla Ferrarin tristemente vuoto. Qui c'è lo scarico per attenzione, qui una palla vagante, c'era andato Andrea Dalla Valle. 32 secondi, Gonzato Tiene, può tenere palla fino alla fine, perde palla, la perde però a sua volta Ramiro Torres che vuole cercare di contenere il possesso a Enrico Sperotto, il lancio di Sperotto, la possibile riconquista, no, vediamo, sì, ci sono ancora 16 secondi, vediamo se Breganze riuscirà a trovare la conclusione. Niente da fare perché ci pare che il match probabile si concluda per quanto riguarda il primo tempo qui, anzi no, perché Luotti perde ancora palla, e allora 8 secondi, un'opportunità per Ramiro e la rete a 4 secondi.
è stata giocato male il possesso della formazione ospite, perché sicuramente a 18 secondi dalla fine si era fatta ingolosire magari da un match che era aperto. In realtà c'era stata anche una conclusione di Sperotto che non aveva trovato la porta, ma non credo sarà particolarmente felice della circostanza Gabriele Tella, perché Braganza ha impattato nel punteggio a soli 4 secondi dal termine della prima frazione di gioco. Primo tempo che termina in questo istante. Braganza quindi che si affida ancora una volta al proprio giocatore più volitivo, Andrea Dalla Valle. Con piacere abbiamo ritrovato al suo posto Andrea, Sì, che ha caratterizzato l'inizio di stagione proprio con questo tipo di gol. I due Andrea quindi a decidere sin qui questa partita. Poli, Andrea Poli sul lato giallo-blu. 19:40 mancavano al termine della prima frazione di gioco, mancavano invece 4 secondi al termine del primo tempo quando Andrea Dalla Valle ha trovato il pareggio. Questi due ragazzi si sono sfidati tantissime volte nelle giovanili, ormai sono in categoria senior da qualche anno e non stanno tradendo le attese, così come non ha tradito le attese questo match, di cui vedremo il prosieguo tra circa 8 minuti. A più tardi nel commento qui dal Palla Ferrarin di Braganza.
Bentornati all'ascolto, gentili signore e signori, qui dal Palla Ferrerin di Breganze, Fausto Pozzan con Renato Sergio, detto stampa dell'Hockey Breganze, pronti a commentare questo secondo tempo della sfida tra Breganze e Tiene che apre il campionato 2022-2023 di hockey pista stagione regolare Serie 2. Di fronte Breganze e Tiene una sfida infinita che nella pre-season, vale a dire le qualificazioni alla finale di Coppa Italia, ha visto 2 vittorie per parte, ma alla fine nella logica del doppio confronto di semifinale a prevalere per differenza reti è stata la formazione di Nestro Perea. Tiene comunque ha confermato tutte le ottime qualità che la designano come sicura protagonista del campionato di A2, che inizia appunto per le formazioni che si stanno affrontando agli ordini dell'arbitro Chiminazzo questa sera, questo 8 gennaio 2023, una serata piovosa, abbastanza umida, terreno pista che ne ha risentito, sono scivolati un paio di volte i giocatori, soprattutto quelli ospiti a dir la verità. Pronti a partire per questo secondo tempo con Breganze che manda in campo Marco Zanfi tra i pali, che ha dato il cambio quindi a Elia Zenna che ha giocato i primi 25 minuti, Stefano Dal Santo, Silvio Costanaro, Pietro Agostini, Ramiro Torres per il Tiene, Nicola Comin, Giorgio Casarotto, Luotti, Conzato e Andrea Poli. Andrea Poli che aveva portato in vantaggio la formazione ospite allenata da Gabriele Tiella. Si riparte con Breganze in possesso, lo scambio veloce, l'accelerazione di Ramiro Torres e la giocata. Era una giocata che se fosse stata coronata dal successo sarebbe stata una delle azioni più belle, Renato, sin qui viste, ma siamo dall'altra parte con l'entrata tra i protagonisti di Marco Zanfi, quindi 21 secondi di hockey pregevole. Assolutamente sì. Possesso per Breganze, Agostini, passaggio, il cattivo passaggio di Ramiro Torres, Stefano Del Santo, cattivo passaggio, Giorgio Casarotto, la conclusione, a rimbalzo, il più lesto di tutti, un folletto Marco Zanfi, a dire di no al tentativo di inserimento di Giorgio Casarotto. E qui c'è un raddoppio a metà campo, il signor Chiminazzo fischia, segna il possesso al Tiene, non c'è fallo di squadra, situazione falli, 6 per Breganze, 4 quelli commessi dalla formazione giallo-blu, l'accelerazione di uno dei sicuri protagonisti, Andrea Poli, Casarotto, Luotti, ottime le accelerazioni di Luotti. Qui c'è un cattivo passaggio della formazione ospite, ma è stato un primo minuto sicuramente scoppiettante. sì. Possesso per Breganze, quindi hanno un po' rallentato le squadre. Pietro Agostini che va a sfidare Luotti, cade alla meglio il numero 6 ospite Pietro Luotti, vice capitano della formazione ospite. Il capitano è Enrico Sperotto, per Breganze invece il capitano è Silvio Costenaro, classe 99, prodotto del vivaio locale, cresciuto in particolare con Andrea Dalla Valle. Andrea Dalla Valle che ha cavato le castagne dal fuoco alla formazione di Nestro Perea proprio a un amen dal termine del primo tempo. 1-1 il punteggio, quindi tutto da rifare per entrambe le formazioni. L'accelerazione di Pietro Agostini, lo scarico all'indietro, Breganze che sta occupando la pista con la classica formazione a rombo offensivo. Qui la ricezione di Ramiro Torres a cavallo delle sponde, vicino alle panchine, dietro la porta adesso. Lo sforzo di produzione continua di palleggio di Ramiro Torres è ormai la conclusione, la parata, quindi al termine dei 45 secondi. Breganze avrà ancora 40 secondi quindi di azione offensiva in virtù dell'intuizione di Ramiro Torres. La conclusione di Ramiro Torres deviata da Casarotto, ancora Torres a rimbalzo, cerca di uscire da dietro porta, lo contrastano, tentativo di tunnel, insistita l'azione individuale del 57 rossonero. Ma siamo dall'altra parte con Andrea Poli, Mancino, lo va a contrastare Silvio Costenaro, ancora una fase di gioco confusa, siamo con Breganze che sta alzando il pressing già a metà campo. Qui Dal Santo a sfidare Luotti, Casarotto, un'ottima trottola, la palla che
intendeva servire Poli, buon per Braganza che il passaggio si è rivelato impreciso, ma è stata un'ottima giocata di esperienza e di classe di Giorgio Casarotto, classe 82. Il secondo atleta più anziano è Nicola Comin. La conclusione, Stefano Dal Santo che stava andando a rimbalzo sulla parata di Nicola Comin. 10 secondi fa segno il signor Chiminazzo in favore della formazione rossonera per passare alla metà campo. Il fallo di squadra commesso da Poli. È caduto Ramiro Torres, che riceve poi da Silvio Costenaro. Tenta di girarsi in trottola. Abbiamo visto un paio di trottoli interessanti, una in particolare di Giorgio Casarotto. È un fondamentale che non viene usato molto spesso, ma che si rivela il più delle volte efficace. Lo scambio tra Torres e Dal Santo. Hanno rallentato un po' le squadre, Ramiro. È stato un inizio scoppiettante di secondo tempo. Sì, Braganza sicuramente è partito, i primi 4 minuti è partito molto più motivato e concentrato della prima frazione. Riparte e tiene con Poli. Lo contrasta efficacemente Dal Santo. Potenziale 3 contro 2. Agostini. La finta e poi il tiro di Agostini rasoterra. Fa buona guardia con il guantone destro Nicola Comin. Poi perde palla Costenaro in virtù dell'intervento di Casarotto. Braganza in pressione alta. L'accelerazione di Conzato. Dietro la porta di Marco Zanfi. Ancora Gonzato. Caparbile l'azione difensiva di Stefano Dal Santo. Il lancio lungo sponda per Silvio Costenaro. Un controllo un po' problematico, ma ce la fa. È entrato intanto Andrea Dalla Valle. Lo scambio da rete, bellissima! Grande. Che grande giocata di Braganza. Non ce ne vorranno, ci perdoneranno gli amici tienesi magari per l'enfasi con cui la commentiamo, ma è stata un'azione veramente pregevole, perché Andrea Dalla Valle era sul primo palo fino all'ultimo, poi da dietro la porta l'inversione di Pietro Agostini che andava sul palo opposto, lo scarico, l'inserimento. Andrea Dalla Valle, man of the match sin qui per Braganza quindi che opera il sorpasso, ma è stata un'azione, credeteci, veramente notevole, molto bella. Sull'asse Pietro Agostini, Andrea Dalla Valle, Braganza quindi costruisce il 2-1. E qui un volettivo Pietro Agostini è il più lesto ad andare a prendere palla. Silvio Costenaro ha ricevuto palla dietro porta, circa la stessa posizione da cui era arrivato l'assist per la rete del vantaggio braganzese. Ancora ricercato Andrea Dalla Valle, fanno bene perché ha avuto un inizio di stagione assolutamente eccezionale, buon Andrea. Assolutamente sì, avevamo per prima cosa vorrei anche segnalare che abbiamo già notato nelle ultime 2 partite delle qualificazioni di Coppa Italia il cambio di passo di Pietro Agostini. Pietro Agostini ha fatto già 2 o 3 accelerazioni veramente irresistibili e Andrea Dalla Valle proprio nell'ultima partita non è riuscito ad esprimersi come suo solito. Qui stasera con piacere per noi, ecco, braganzesi, abbiamo ritrovato Andrea pronto a insaccare nel posto giusto al momento giusto. Qui però una giocata forzata, Giorgio Casarotto ne ha approfittato, la conclusione è stata murata. Braganza fa bene a lasciarsi trascinare dall'entusiasmo, ma deve operare scelte accorte. Qui il signor Chivinazzo non fischia, era caduto. Il fallo secondo noi c'è stato. Buon per Braganza che Andrea Dalla Valle in questa è l'uomo ovunque, in fase difensiva, in attacco, dappertutto. Chiede anche scusa a Silvio Costenaro. Il gioco si sta facendo un po' confuso, ripetuti errori da una parte all'altra, e qui c'è un Nicola Comin strepitoso. Qui poi va a cadere Silvio Costenaro. L'assist di Stefano Dal Santo era il bacio. La conclusione di Silvio Costenaro apprezzabilissima, ma altrettanto apprezzabile, anzi di più, è stata la parata di Nicola Comin che ha negato al Braganza il 3-1, che a 18 minuti dal termine non poteva e non può in ogni caso rappresentare sentenza per questa partita, che è al di là di emettere il suo verdetto definitivo, ma rimane il fatto che questa è stata veramente una parata notevole. Assolutamente sì, dimostrazione l'abbiamo avuta proprio quando le 2 compagini si sono giocate a Tiene la finale, la qualificazione per la finale, che Tiene è riuscita a ribaltare il punteggio dell'andata e solo con un gol di Agostini negli ultimi minuti Braganza è riuscito a passare il turno. Certo,
sono state due partite al Cardio Palma, sicuramente quelle delle qualificazioni di Coppa Italia, e che non hanno assolutamente diritto di attese e emozionato i tifosi presenti, purtroppo solo Atene. Ci auguriamo comunque che questa partita sia seguita dagli appassionati breganzesi e tienesi. Speriamo di fargli buona compagnia, Renato. Assolutamente sì, noi facciamo del nostro meglio, ecco, per cercare di portare la partita dentro le case degli appassionati. Assolutamente. Qui Stefano Dal Santo ha visto con la coda dell'occhio Pietro Agostini, non si è fidato di dargli palla. Qui ancora il taglio. È uno schema, quello che Braganza prova, giocatore dietro porta, inserimento sul secondo palo. Bella anche questa tentativo del giocata sull'asse con Andrea Della Valle, che ha cercato di restituire il favore al compagno. Scivola anche Andrea Della Valle, a conferma del fatto che la pista è particolarmente insidiosa questa sera. Qui vanno a discutere Conzato e Agostini. Insistita l'azione del capitano rossonero Pietro Agostini, che tenta ancora di combinare per il compagno. Andrea Della Valle, Conzato, fasi confuse, sembra di vedere un incontro tra i bambini della categoria under 11, tutti addosso alla palla, a conferma del fatto che nessuno ci sta a soccombere in questa partita, ed entrambe le squadre sentono l'importanza della posta in palio, anche se è solo la prima partita di campionato, Renato. Sì, comunque in un campionato di A2 molto equilibrato, lo abbiamo visto anche dalla Coppa Italia, ogni vittoria è importantissima. Sì, i margini di errore, se come da regolamento e come da previsione normativa in A1 sale la prima classificata al termine della stagione regolare, va da sé che punti non se ne possono lasciare giù, e quindi nella circostanza c'è Andrea Poli che, a proposito di punteggio, lo aveva indirizzato a favore dei suoi, e qui si è voluto in un altro spunto irresistibile, ci è voluta tutta la caparbietà e l'attenzione di Marco Zanfi per non capitolare. Marco Zanfi che ha avuto un ottimo inizio di stagione, sicuramente. Qui c'è un problema con Stefano Dal Santo che chiede di fermare il gioco e di poter asciugare la pista. Abbiamo avuto già modo di sottolineare più volte in sede di commento che questa sera, complice l'umidità esterna probabilmente, la pista è parecchio scivolosa. Entra in pista Alessandro Paron, dirigente e accompagnatore del Breganza e vicepresidente, che con Diego Tagliapietra assiste Ernesto Perea, e naturalmente assieme a la presenza fissa di Corrado Fantin, collaboratore prezioso ormai al 6° anno consecutivo qui a Breganze, a trasmettere passione e competenza a una società che ha sicuramente bisogno di persone preziose che hanno voglia con spirito di servizio e di volontariato, aiutare questo sport che sa regalare emozioni impagabili. Lo stesso vale a dire per la nazione ospite del buon presidente Antonio Marchioretto. Qui Poli è contrastato da Volpe e Torres perde sfera. La conclusione di Dal Santo di prima intenzione precisa, attenzione, ci sono spazi. E qui c'è il pareggio di Filippo Bagliardin. L'inserimento rapido e sull'asse Poli Bagliardin trova il gol del pareggio. 15:52. Avevamo sottolineato che la partita si stava aprendo. Ne ha approfittato Bagliardin. 2-2. Magari era un gol evitabile, Renato, però. Sì, Poli non ci si può permettere di lasciarlo completamente libero, perché abbiamo visto che anche, oltre che ottime capacità di segnare gol, anche di mettere palle cioè dare assist molto pungenti. Assolutamente, ottima la rete messa a segno della formazione ospite. Riparte Casarotto. Ancora Casarotto, azione insistita, la parata di Marco Zanfi, che ha dovuto soccombere all'iniziativa, al contropiede sull'asse Poli Bagliardin. Quindi siamo a 15 minuti dal termine, tutto da rifare. 2-2, bella partita. Conzato, contrastato da Andrea Dalla Valle. Casarotto,
Attenzione ancora, sulla palla vagante il primo che arriva è Tommaso Volpe, che si ferma, cerca un passaggio per riproporre una manovra offensiva, va da Ramiro Torres, l'accelerazione di Ramiro Torres, gli alza e schiaccia, perde palla, Casarotto per i suoi. Continui i capovolgimenti di fronte. E qui Marco Zanfi mette tutti d'accordo e lancia un possibile contropiede per Braganze con Stefano Dal Santo, azione insistita di Stefano Dal Santo. Volpe, la rete di Tommaso Volpe, alza e schiaccia dal limite dell'area. 14-25, Tommaso Volpe riporta in vantaggio Braganze. Un gol bellissimo. Sì, abbiamo visto dopo il gol del TN Tommaso forse sì, innervosito, magari sì, esatto, perché aveva seguito l'uomo che l'ha sorpreso e poi aveva anche protestato con l'arbitro e probabilmente ha capito il momento, ha detto qua bisogna che faccia qualcosa e ha fatto la cosa più bella. Un irresistibile alza e schiaccia dal limite dell'area a riportare avanti Braganza a 14-11. Questa partita è al di là di dire il suo verdetto. Ci divertiremo sicuramente, almeno questo è l'auspicio e questo è stato comunque, a mio personale parere, quanto accaduto sin qui. Una partita tra due squadre che potrebbero essere, secondo me, protagonisti anche in A1, azzardo, perché stanno producendo hockey di ottima qualità. Dal Santo, Costenaro. Il tentativo di servire sul taglio Stefano Dal Santo, un'azione che ricordava un po' il basket. E qui Dal Santo lascia palla alla formazione ospite che riparte con Filippo Bagliardin, l'autore del momentaneo 2-2. Prima che Tommaso Volpe con un pregevole alza e schiaccia riportassi i vantaggi suoi. Qui però ancora Bagliardin, caparbia l'azione del 16 giallo-blu. Ramiro Torres. Alle viste un time out. Lo scarico all'indietro di Ramiro Torres e fa bene perché trova un ottimo passaggio per Stefano Dal Santo. Tommaso Volpe a scambiare con Stefano Dal Santo. Ancora da Tommaso Volpe che ha spazio. Non tira e fa bene perché non vanno forzate le conclusioni. Qui c'è un passaggio che viene intercettato da Andrea Poli. Attenzione Andrea Poli. La conclusione di Andrea Poli trova la stecca di Ramiro Torres. E allora sarà possesso per Braganze. Siamo a 3/4 di gara, 12:34 per la precisione, al termine della partita. Qui una cattiva ricezione Dal Santo che va a fare la cosa meno indicata, concedere spazio a un efficacissimo Andrea Poli, che sin qui si è prodotto in un gol e un assist e quindi si è guadagnato un voto sicuramente alto nel nostro personalissimo taccuino per imitare una voce storica dei commenti sportivi non di questa disciplina, vale a dire Rino Tommasi. Poli, bravo Silvio Costenaro, andare a contenere le posizioni. Ingaggio a 2 e time out chiamato da Nestor Perea che ha alle viste un cambio. Rientra sul terreno di gioco Pietro Agostini, almeno questa è la scelta di Nestor Perea. Esce Stefano Dal Santo, Braganza è a trazione anteriore quindi. Volpe, Torres, Agostini, giocatori di spiccate caratteristiche offensive, anche se Tommaso Volpe parte da dietro, ma è sicuramente uno che la porta, la vede, così come ha dimostrato in occasione della terza segnatura. Sì, assolutamente sì, un bellissimo gol di Tommaso, ci voleva per Tommaso, era un po' che aspettava questo momento. Mi permetti di segnalare Fausto, come hai giustamente sottolineato tu, al momento questo gioco che stiamo vedendo potrebbe ben figurare anche in 1-1, anche perché comunque per due squadre ben organizzate, soprattutto anche a livello difensivo, con ripartenze molto veloci, le azioni che abbiamo visto fino adesso, i gol che abbiamo visto fino adesso vengono proprio da un qualcosa di costruito e giocato alla perfezione, perché sappiamo entrambi che per battere sia Comin del TN sia Zanfi del Braganze ci vogliono veramente buone finalizzazioni, quindi veramente complimenti ad entrambe le squadre. Sì, probabilmente in A1 i ritmi sono un po' più alti di questi, ma nulla vieta che questi giocatori, qualora dovessero cimentarsi nella massima categoria, li saprebbero produrre. D'altra parte 2 anni fa Braganze era in A1 e alcuni giocatori che sono in campo questa sera, Zanfi, Costenaro e Agostini, nella circostanza lo stesso Volpe,
hanno calcato la massima categoria, e lo stesso vale a dire per molti degli ospiti, e quindi non abbiamo dubbi che saprebbero disimpegnarsi anche se nella massima categoria, ma tant'è. Una sola sarà la formazione che al termine di questo campionato salirà in A1. Ballardin contrastato da Capitan Costenaro, 1 contro 1 con Agostini, il blocco a favorire Poli, è caduto Agostini, ancora la conclusione di Gonzato, bravo in fase difensiva Tommaso Volpe, ed è una cosa che deve curare sicuramente il buon Tommaso, ma questa sera ha fornito sin qui una buona prestazione, anzi ottima. Ancora Tommaso Volpe, l'assist per Silvio Costenaro, leggermente impreciso. Qui c'è Pietro Agostini, la rete, scusate, ci perdoneranno gli amici di la conclusione di Silvio Costenaro, rimpallata dalla formazione giallo-blu in fase difensiva. Tiene è stato molto attento in fase difensiva, Breganze ha dovuto prodursi sicuramente in giocate di ottima qualità per poter trafiggere un peraltro ottimo Nicola Comin. Costenaro, 10:40, la conclusione di Costenaro, ci vuole altro per impensierire Nicola Comin, che gli dice di no. Siamo dall'altra parte con Andrea Poli, le finte ripetute di Andrea Poli, che però forse si intestardisce nel dribbling, probabilmente è il primo errore che ha fatto questa sera, perché sin qui è stato autore di un'azione, di una partita sicuramente di primo piano. Agostini dietro la gabbia di Nicola Comin, Torres, i due a scambiare dietro la gabbia, doppio passaggio Agostini, Torres ancora, è sicuramente uno schema, il tentativo di blocco, il tentativo di trovare lo spazio, ma ci sono 4 difensori in area per quanto riguarda la formazione ospite. Breganze a 10 secondi dal bonus, perde palla, riparte Andrea Poli, attenzione, buon per Breganze, che Silvio Costenaro è attento, e sul rimbalzo c'è Ramiro Torres, la conclusione di Torres, la parata di Nicola Comin, pare un motivo dominante del match, la conclusione del rossonero di turno e la parata di un grandissimo Nicola Comin. Lo scarico, la finta di tiro, la conclusione di Pietro Agostini, e tanto per cambiare Nicola Comin ancora una volta a negare la gioia del gol. Qui cade Casarotto, Breganze deve stare attento al fattore falli, e sono 7 quelli commessi dalla formazione della Stoparea. Qui attenzione a Giorgio Casarotto, vediamo come si produce un'azione con un contatto di conclusione, cade intanto in area Ramiro Torres, vediamo, si fermano tutti, ferma il gioco, è stato un contrasto con Casarotto, ci pare fortuito, tenta di spiegarsi Giorgio Casarotto, vediamo di capire intanto se Ramiro Torres può proseguire. Un colpo, è stato un colpo, ci sembra uno scontro fortuito, almeno questo tenta di Sì, Casarotto è andato esprimere immediatamente ad assicurarsi. Non credo sia stata una cosa voluta, assolutamente. Comunque, il buon Ramiro è in grado di proseguire. 9-10 al termine. È entrato intanto Sperotto per la formazione ospite, Enrico Sperotto. Possesso pertiene. Agostini reo di aver alzato la stecca sopra l'altezza regolamentare, e allora Andrea Poli per i suoi, l'accelerazione di Filippo Ballardin intercetta però la formazione rossonera in fase di ripiegamento. Tommaso Volpe che ragiona, scambio con Pietro Agostini, all'indietro per Ramiro Torres, che di voglia di ragionare non ne ha voglia di prodursi in un'accelerazione delle sue, poi ci ripensa, va all'indietro da Tommaso Volpe, la finta di Ramiro Torres, la conclusione di Ramiro Torres, la parata di Nicola Comin, ancora Giorgio Casarotto per i suoi, il tunnel di Casarotto che però non trova un compagno, ma trova Tommaso Volpe molto attento in fase di ripiegamento difensivo. Doppio cambio le viste per la formazione di Ernesto Perea, che ha schierato sin qui tutti i propri giocatori. Sono entrati tutti i giocatori di Ernesto Perea, Liassano e Tognolo nel primo tempo, sfortunato nel tentativo di trasformazione del rigore. È rimasto praticamente sempre in campo il capitano Silvio Costenaro, sì, che si è Sì, è uscito un paio di volte, ma è uscito nel primo tempo, poi no.
Poi non dopo un importante infortunio pochi mesi fa, sì, dimostra una solidità veramente assolutamente. importante. Entrati in pista anche Luotti assieme a Sperotto nel tiene. Tommaso Volpe a conquistare palla, se ne libera servendo il proprio compagno, il numero 57 Ramiro Torres, secondo Nano Breganze. Lo slalom di Ramiro Torres, la conclusione, la parata di Comin, 7:30, si è fermato Pietro Agostini, ha accusato un dolore a un fianco, si autoaccusa con stile Nicola Comin, a conferma della correttezza del portiere ospite. Sembra in grado di proseguire Pietro Agostini. Meglio così, 7:25. Sperotto. Accelerazione di Enrico Sperotto. Il figlio tra le giovanili rossonere. Protagonista degli allenamenti del mini hockey, dei divertenti allenamenti del mini hockey, che a Breganze attira tantissimi bambini e bambine il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggi qui al Palla Ferrarin di assoluto divertimento. Agostini a sfidare Giorgio Casarotto, dribbling insistito di Pietro Agostini, si libera all'indietro a servire Ramiro Torres, siamo a 6:40 e ancora lunga sicuramente. Breganze cerca il possesso ragionato in questa circostanza, qui c'è la conclusione che voleva forse essere un assist per Dal Santo, comunque Breganze ha altri 40 secondi, tentativo di conclusione, qui contrasto tra Sperotto e Agostini, il signor Chiminazzo che sin qui ha diretto bene, ci pare di dire sostanzialmente il match. Assegna il possesso alla formazione giallo-blu ospite dell'Hockey Tiene. Qui un'ottima riconquista di Ramiro Torres, che sin qui non ha ancora trovato la soddisfazione personale della segnatura, ma si è prodotto sicuramente una prestazione volitiva e di qualità. Doppio scambio sull'asse Torres Dal Santo per Breganze. Silvio Costanaro dietro la gabbia di Nicola Comin, 20 secondi al termine del tiro, della possibilità di tiro, ma possesso adesso per Filippo Bagliardin, contrastato da Silvio Costanaro. Breganze deve sicuramente fare attenzione in fase difensiva in questi 6 minuti che mancano, se vuole provare a conquistare i primi 3 punti stagionali, ma non sarà facile al cospetto di un Tiene che sta profondendo il massimo sforzo per rimanere in partita, e c'è in partita, perché sotto di 1 nell'hockey pista a 5 minuti dal termine non è assolutamente una situazione definitiva, anzi. Bagliardin, il contrasto, si impossessa della sfera Torres, peccato, non ha trovato la porta, ingaggio a 2 dietro porta. Ha conquistato un'ottima palla nel traffico Ramiro Torres, si è involato, si spiega con il direttore di gara, ingaggio a 2, si scusa Enrico Sperotto. Agostini a sfidare Enrico Sperotto a 5:07 dal termine. Ramiro Torres, Stefano Dal Santo, Silvio Costanaro. Breganze che cerca di sceglie i possessi lunghi e fa bene, e Tiene casomai che deve forzare in questa fase del match, e lo fa con Luotti, il recupero palla di Luotti, la finta di Enrico Sperotto, ancora Luotti poi che si impossessa della pallina vagante, lo contrasta Pietro Agostini che va a contrastare anche Sperotto. Efficace l'azione del numero 5 rossonero. Siamo dall'altra parte, 4:28 e ancora lunga, l'abbiamo già detto. Ragazzi, ci sembra avere un approccio sicuramente attento in questa fase del match, Renato. Sì, Breganze deve cercare da una parte di mantenere il ritmo alto, perché sappiamo comunque che fisicamente i ragazzi hanno lavorato tanto durante la pausa natalizia, quindi
la possibilità di mantenere i ritmi alti fino alla fine l'hanno nelle gambe. Dall'altra parte bisogna prestare attenzione perché Tiene ha fatto vedere ottime giocate e non per niente ha dato sempre il filo da torcere, soprattutto nell'ultima sfida, e anche stasera ha espresso un ottimo gioco. Quello che Braganza non deve fare è forzare le giocate a metà campo per non concedere queste situazioni con ripartenza, con conclusione in stop e tiro di Enrico Sperotto, che ha trovato il gambale di Marco Zanfi pronto all'appuntamento. Qui un'altra forzatura ci sembra di Silvio Costenaro, visto che mancano 3 minuti e 20 e Braganza era stato efficace nella sua gestione mirata al limite dei 45 secondi. Concedere adesso le conclusioni alla formazione ospite può essere preoccupante, perché ormai ci avviamo agli ultimi 3 giri di lancette, quindi adrenalina a 1000, Renato. Sì, adesso è rientrato in campo Dalla Valle, che ha dato il cambio ad Agostini, che ha sviluppato anche lui sicuramente questa sera un alto minutaggio e ha fatto vedere veramente buone cose. Sì, è entrato il man on the match per Braganza, Andrea Dalla Valle. Doppietta per lui. E vedremo quali saranno le scelte della formazione di Nestor Perea per affrontare questi 3 minuti e 16. Si riprenderà con il possesso in favore degli ospiti giallo-blu, che usufruiranno quindi di una punizione a 7-8 metri dalla metà campo. Prepariamoci ad assistere a un ottimo finale di gara dove può succedere di tutto, dove la formazione di Gabriele Tiella giustamente non ci sta a perdere, ha prodotto sicuramente un hockey di qualità sin qui. Altrettanto ha fatto la formazione di Nestor Perea. E allora si riparte. Giorgio Casarotto in possesso, conquista palla Braganza e con un ottimo intervento difensivo di Silvio Costenaro. Andrea Dalla Valle che si libera della sfera servendo Silvio Costenaro. L'accelerazione di Silvio Costenaro, lo scambio per Ramiro Torres a sfidare in 1 contro 1 Gonzato. Perde palla, la riconquista per gli ospiti un ottimo Andrea Poli. Raddoppio Braganze, potenziale 2 contro 1. Dalla Valle, Torres, la rete di Torres, con la panchina tienese che si arrabbia, il signor Chiminazzo che sembra inflessibile e assegna la rete. 2:40, si dispera Nicola Comin, ha segnato Ramiro Torres. 4-2, 2:40. Consulto tra Fabris e Chiminazzo, vediamo, potrebbe anche essere che il signor Chiminazzo possa rivedere la sua decisione, perché assegnare un gol a ragion veduta. E infatti rettifica la decisione, siamo a 2:40, si rimane sul 3-2 per Braganza. Ingaggio a 2. In un primo momento il signor Chiminazzo aveva assegnato il gol e qui ci permettiamo, ci sarebbe un sistema per dirimere la matassa, si chiama prova TV, caro Renato, solo che la prova TV quest'anno è concessa esclusivamente per i cosiddetti atti di violenza. E allora, visto che abbiamo ammesso la prova TV per tutto, cosa c'è di meglio di ammettere la prova TV per capire se una palla ha varcato la rete? E invece no, per il momento no. Registriamo e andiamo avanti. Ingaggio a 2. 2:40. Tiene e lascia il possesso a Braganza. Poli, attenzione, Gonzato, e qui sicuramente il match si incattivisce perché questo era un episodio decisivo. Conquista palla per i suoi Ramiro Torres, siamo a 2:20.
dal termine del match. Costenaro Dalla Valle, 2-12. Rigore con Andrea Dalla Valle che pare aver accusato il colpo. Ci sembrava fuori dall'area, ma forse avremmo visto male noi. Sì, il colpo deve essere stato forte. Sì, lo vediamo se è in grado di proseguire. Intanto ci pare che a incaricarsi del tentativo di trasformazione sia, vediamo chi, Ramiro Torres. Vediamo. 2-0-8, l'ennesima possibile svolta del match. A 2-0-8 dal termine, Ramiro Torres contro Nicola Comin. Torres contro Comin, 2-0-8. Rigore concesso per atterramento di Andrea Dalla Valle. La rete di Ramiro Torres, stavolta non ci pare esserci dubbi. E allora 2-0-8, Ramiro Torres si iscrive al tabellino marcatori di questo campionato 2022-2023, realizzando di giustezza un rigore, trafiggendo un ottimo Nicola Comin. 4-2, 2 minuti e 08. Non è finita, giustamente si agita Marco Zanfi. 5 secondi, non ha varcato la metà campo la formazione ospite, che ci sembra aver inserito Dal Pra. Nel frattempo Dal Pra, Poli, Casarotto e Luotti con Comin per giocare questi ultimi 2 minuti di match che non ha tradito le attese e che Braganza sta conducendo, ma ha dovuto sudare le proverbiali 7 camicie per essere qui a 1 minuto e 50 dal termine in vantaggio di 2 gol, con un Tiene che assolutamente non demorde e fa bene, perché ha dato vita alla formazione di Gabriele Teglia a un ottimo incontro, dimostrando di essere una possibile protagonista di questo campionato di A2, altrettanto vuole esserlo Braganza. Qui c'è la conclusione di Andrea Dalla Valle, che ha conquistato un rimpallo, poi Silvio Costenaro dietro la gabbia, dietro l'angolo basso. Attenzione ancora Andrea Dalla Valle, ancora uno strepitoso. Allora, se dobbiamo esprimere i verdetti per quel che riguarda i giocatori in pista, Renato, a 1 minuto e 17 dal termine, sicuramente Nicola Comin il migliore dei suoi. Indubbiamente. Per quanto riguarda Braganze, sottolineiamo l'ennesima prestazione volitiva di Andrea Dalla Valle, di Ramiro Torres e anche di un ottimo Tommaso Volpe, perché ha cavato le castagne del fuoco in un momento difficile, appena subito il 2-2. Poi bene Pietro Agostini, li stiamo elogiando tutti, ma si sono profusi un'ottima partita. Comunque anche Tiene, dobbiamo annotare le ottime prestazioni di Andrea Poli, sicuramente di Filippo Bagliardin, l'esperienza di Casarotto. E però ecco, sì, non ce ne vorranno i giocatori di movimento di Gabriele Tiella, se diciamo che Nicola Comin è stato sicuramente un ottimo protagonista. Ma non è ancora finita, ci sono 52 secondi di partita da goderci e allora entriamo in cronaca con Dal Pra sulla sfera, pronto a ripartire. Accanto a lui Giorgio Casarotto, la conclusione di Casarotto, la parata di un attentissimo Marco Zanfi, che si è alternato tra i pali alla difesa della porta rossonera. Il primo tempo l'ha giocato Elia Zen. Braganza ha 3 giocatori che non sono di formazione del settore giovanile braganzese, cioè Ramiro Torres, Elia Zen e Alessandro Toniolo. Per la verità c'è anche Giovanni Tagliapietra. Qui c'è un lancio strepitoso per Andrea Dalla Valle, che però non riesce a trovare la soddisfazione per fare la tripletta. Le reti delle Braganze sono state messe a segno da Andrea Dalla Valle, doppietta per lui, e Tommaso Volpe e Ramiro Torres, che ha realizzato il terzo rigore concesso dal signor Chiminazzo, che comunque ha diretto con autorevolezza. C'è stata quella situazione strana nel primo tempo del warning sventolato dopo che Contiene che aveva comunque segnato ad Elia Zen, e poi il gol non gol che il signor Chiminazzo ha annullato dopo consulto con il signor Fabris. Il match comunque è allo scadere, termina qui. Convenevoli di rito tra Poli e Ramiro Torres. Braganza che si impone 4-2, quindi
conquista i primi 3 punti della stagione dopo una partita sicuramente apprezzabile per l'impegno e anche per le qualità tecniche profuse da entrambe le formazioni. A risentirci quindi per i prossimi incontri. Grazie per l'ascolto e un saluto agli appassionati tienesi che ci auguriamo abbiano seguito e apprezzato questo commento, e altrettanto per gli sportivi rossoneri, augurandoci che quanto prima Braganza possa abbracciare il proprio pubblico, perché il match si sta svolgendo ancora, si è svolto anche questa sera purtroppo a porte chiuse. Renato, grazie per il commento. Grazie a te, Fausto. Grazie a Marian Monteano, il nostro operatore di serata, dalle telecamere della piattaforma digitale Hockey Pista Fissura TV, che su YouTube consente agli appassionati di hockey pista di appagare la propria passione e vedere, ci auguriamo, e apprezzare un buon hockey. Da Fausto Pozzan una buona serata dal Palla Ferrarin di Braganza per questa domenica 8 gennaio, e a presto per le prossime telecroniche dell'Hockey Veneto, Lab Braganza.